Benvenuti in diretta, caro Max. Tanta carne al fuoco questa mattina. Tantissima. Ci siamo messi al calduccio, no? Siamo anche microfonati, voi non lo vedete, ma insomma, speriamo l'audio vi arrivi abbastanza, anzi dateci dei feedback, quei pochi che saranno in diretta, perché credo. Aspetta, no, in effetti. Perché anche l'ora, diciamo, di questa diretta, anche se c'è Dan che salutiamo. E ci può dare un feedback sul microfono se si sente bene. Intanto Max, direi, visto che abbiamo tanti argomenti, parti subito a sprombattuto, come mi stavi dicendo, col calcio. Napoli naturalmente terza sconfitta. Seconda sconfitta. Diciamo, terza sconfitta compresa quella del Liverpool. E direi che in campionato ci sta comunque delle piccole cadute, però io sono dell'idea che secondo me, non me l'aspettavo naturalmente questa sconfitta al Maradona, ma direi che forse merito della Lazio, perché poi sai di Sarri che conosce l'ambiente e tutto, ci può stare una sconfitta contro di lui, però sono dell'idea che questo è frutto di un turnover fatto poco, poi alla fine ti stanchi. Ad Empoli per esempio, secondo me bisognava fare un turnover un po' più massiccio, perché le seconde linee hanno dimostrato di essere all'altezza, e oggi ieri avresti avuto il Napoli un pochino più riposato e i big avrebbero fatto qualcosa di molto meglio, perché è facile fare i gradassi con l'Empoli, ma è difficile fare però grande merito alla prova della Lazio venerdì, ma anche ieri c'è stata una prova caparbia della Fiorentina. E qua ti lascio sbizzarrire con il Milan di Luca e Andrea, che saranno probabilmente i nostri ospiti, spero, prossimamente. Ti dico subito una cosa, allora spaziale la Fiorentina, devo dire la verità. Permetto che non l'ho vista. No, io sì, però ti posso dire spaziale la Fiorentina, e il Milan è tornato sulla terra. Allora mi sembra che sia partito a un certo punto il Milan è andato male. Poi cosa ha fatto? È tornato a fare il Milan dei fiocchi, sembrava che fosse di nuovo tornato in grande Milan, e ieri è ritornato con i piedi per terra, e sarà dura, perché se questo è il Milan che giocherà a Tottenham, a Londra, contro il Tottenham, la vedo molto dura. Puntiamo magari di tenerci aggiornati con la Champions, perché ci sono appunto il Milan questa settimana, ma la prossima sia l'Inter sia il Napoli, ci sono tutte e due, quindi contiamo di fare qualche capatina. In questo momento io per esempio al Milan avevo avuto il pensiero che sarebbe stata una partita difficile, avevo messo X nelle previsioni, come tu ricordi. Io sono naturalmente 0/4, in questo momento sia 0, io ne ho beccata una, perché naturalmente il Monza. Segnalare che l'Empoli ieri c'era Samuele Perisano di San Vito Tagliamento in porta al posto di Vicario nell'Empoli, volevo dirlo. Bene. Peccato per l'esordio sfortunato, perché comunque il gol di Izzo, tanta roba il gol del 2-1 del Monza. No, il Monza io me l'aspettavo, perché dopo 2 partite dove non aveva fatto risultato, se il Monza era il Monza che aveva dimostrato nelle partite precedenti di essere all'altezza, questo ci sta che possa vincere contro l'Empoli, anche perché ricordiamocelo, l'Empoli è una squadra molto giovane, no? che prova a fare in tutte le maniere, a fare esordire Baldanzi e gente tutta della primavera, quindi ci può stare qualche caduta. Ricordiamo il gol di Satriano, giocatore dell'Inter in prestito all'Empoli, e ci può sempre tornare utile, no? Qualcuno che faccia esperienza. Provvisorio 1-1. Sul provvisorio 1-1, quindi e dell'Udinese cosa diciamo? Questo 0-0 a Bergamo, un ottimo punto, grande prova del portiere Silvestri. Anche questa non me l'aspettavo, perché dopo un paio di risultati negativi l'Atalanta mi aspettavo che in casa facesse qualcosa. Questa dimostrazione che questa è un'Atalanta un po' altalenante, mentre l'Udinese si sta un pochino piano, anche se sta andando avanti a singhiozzo, perché a forza di pareggi qua non si muove la classifica più di tanto, perché sai, a 1 o 2 punti cosa vuoi fare? Un punto alla volta, dove vai? Bene, siamo a metà trasmissione, vedo, restando nei 10 minuti canonici che ben sappiamo per caricare
tutta la puntata integrale anche su TikTok, ma ci sono degli appuntamenti anche cestistici. Questa sera alle 18 a Udine il derby di Serie 2 tra Udine e Cividale, tutto esaurito al Carnera, quindi speriamo insomma la facciano vedere su YouTube, credo di sì, come l'altra volta, la diretta streaming ovviamente, perché il palazzetto è tutto pieno. Però ritornando indietro, facendo rewind o rewind come dicono quelli bravi, sicuramente il nostro amico che ci ha corretto Monda in domande, ma non facciamo polemica, dai, ecco. Comunque detto questo, c'è l'Eurolega con ottima prestazione dell'Olimpia Milano che ha battuto i primi della classe, l'Olympiakos 83-62, purtroppo imbarcata della Virtus che perde in Turchia col Fenerbahce 104-72. Quest'oggi ritorna al campionato, big match proprio tra la Virtus e Tortona, quindi bella sfida. Poi detto del basket, complimenti a Sofia Goggia, quarta vittoria della Coppa del Mondo di discesa. Nel frattempo con il quinto posto la Schifrin ha già vinto matematicamente la Coppa Generale, quindi questo è lo sci femminile. E poi del tennis, qua scendi tu in campo. Oddio, io cerco di dire un po' il mio, niente, cosa che dire, ci sono 3 tornei in questo momento che sono appena quasi conclusi, perché ancora uno, quello in Cile, deve essere concluso. Parliamo di ATP, naturalmente 500, Dubai, abbiamo Medvedev che batte il suo connazionale Rublev. Facile. In semifinale c'era stato forse. Sì, c'era stato qualcosa in più, però 6-4 è contro Djokovic. In questo momento devo dire che è ritornato il Medvedev di qualche tempo fa, no? Con un po' del di 2020, esatto, no? Quello che aveva battuto Djokovic agli US Open. Adesso però, se me li permetti, devo dire anche poi dopo delle cose. Dopodiché, vai, abbiamo 3 minuti. Velocissimo, devo dire subito questo, in poche parole. Invece c'è la partita che ad Acapulco, dove ha giocato anche il nostro Berrettini, ad Acapulco, l'americano Paul ha perso contro l'australiano De Minaur, che è 6-1 al terzo, quindi partita diciamo che insomma sempre difficile, però De Minaur nel terzo si è proprio dilagato, ma perché Paul aveva fatto una partita strepitosa contro Fritz in semifinale, 3 ore e mezza di partita, erano usciti con i crampi, non potevano più stare in piedi, quindi è anche logico perdere poi il giorno dopo contro l'australiano più fresco. Quindi ha vinto il torneo. E ha vinto il torneo di Acapulco, quindi l'australiano. De Minaur. E adesso attendiamo Jarry, che deve giocarsi la partita contro l'argentino Echeverri, se non mi ricordo, in Cile, nel 250, perché questo è nel 250, gli altri due sono 500 ATP. La prossima settimana abbiamo. Vorrei solo segnalarvi 2 cose velocissime. Ho letto ultimamente dei messaggi contro Berrettini in maniera veramente vergognosa e incivile. Allora vorrei ricordarvi, giusto per la cronaca, che Berrettini ha fatto una finale di Wimbledon e 2 semifinali del Grande Slam. Vorrei vedere quante persone sarebbero state in grado di riuscire a fare quello che ha fatto lui. Adesso, detto questo, io scherzo con lui, mi piace divertirmi, dire che fa collassata, questo e quell'altro, però naturalmente è molto fragile, ha sempre avuto infortuni e quindi non si può insultare perché magari si è ritirato in un torneo dove insomma, ha avuto l'ennesimo infortunio. Evidentemente è molto fragile da questo punto di vista, però sfido chiunque a dire che 7 titoli dell'ATP non siano qualcosa di grande. 2 volte vincitore al Queens in un 500. Bene, a me piacerebbe dire, quindi cerchiamo per ore e ore. Che non si ti invito può, a farlo, si può denigrare in quella maniera. Torniamo con Tony Shot, Max, ti prego, ecco. Salutiamo tutti, buona domenica, complimenti a Samuele Ceccarelli che ha vinto i 60 metri e il campionato d'Europa davanti a Jacobs. È tutto per oggi, buona domenica a tutti, buona domenica di sport. Max, ti aspettiamo con Tony Shot quando vuoi, ci piace approfondire questo discorso su Berrettini eccetera, tutti i tornei, perché tra poco ci sarà Indian Wells e Max ci ha promesso insomma un po' di spettacolo. A tutti buona domenica, ciao e un saluto da Sportissimo Channel.